Eccoci qua, buonasera a tutti quanti e benvenuti a un'altra puntata di Il Veneto racconta. E questa sera vorrei raccontare o delineare insomma alcuni episodi della vita di Giacomo Casanova, un veneziano diciamo abbastanza famoso non solo in Italia, non solo a Venezia, ma in tutto il mondo. Aspettiamo ancora qualche minuto, magari per vedere se tutti voi insomma vi collegate. Intanto vi volevo ricordare che mi trovate nelle mie pagine social, Not Only Venice Tourist Guide in Facebook e Not Only Venice in Instagram. Io sono una guida turistica del Veneto, specificatamente di Venezia, della provincia di Treviso, e con i miei tour tematici mi piace affrontare anche la storia di qualche personaggio illustre, in questo caso di Giacomo Casanova, e mi piace insomma far mostrare a chi è interessato, a chi desidera, i luoghi che si possono visitare a Venezia, dove lui appunto ha vissuto. E allora, diciamo, intanto possiamo comunque cominciare a delineare la vita di Giacomo. Lui nacque il 2 aprile 1725 a Venezia. Diciamo che quando si pensa a Giacomo Casanova, probabilmente anche si ha in mente una determinata immagine, per cui si pensa che fosse comunque un nobiluomo, anche ovviamente riferendosi alle sue diciamo memorie, all'Histoire de ma vie che ha scritto. In realtà non era proprio un nobiluomo, ma è nato, apparteneva diciamo a un ceto sociale molto vicino ai nobili, che gli ha permesso di fare diciamo una scalata, perché lui era figlio di due attori teatrali, di Gaetano Casanova. Tra l'altro Gaetano Casanova non era un veneziano, ma era un attore ballerino di Parma, e di Giovanna Farussi. Lei sì era veneziana, detta Zanetta. Per capire un po' il contesto di Giacomo in cui è cresciuto, devo fare una piccola parentesi doverosa, ovvero il contesto teatrale di Venezia all'epoca del 1700 era molto fiorente. Diciamo che se vogliamo paragonare con Parigi, per esempio, a Venezia c'erano 14 teatri, a Parigi solo 4 nel 1700. Quindi basta appunto per capire quanto importante fosse il teatro nella vita culturale di tutti, e quindi era alla pari di appunto per esempio pensiamo anche ai vari compositori, quindi effettivamente nel 1700 a Venezia si respirava l'arte, quindi quella che potrebbe essere la musica più bella considerata, e appunto anche si viveva il teatro con le commedie e via dicendo. Quindi i genitori di Giacomo Casanova erano due attori. In realtà quando Gaetano Casanova, il padre, conosce la futura madre di Giacomo, non era un'attrice, e tra l'altro ha fatto promessa al padre che non avrebbe mai calcato le scene. In realtà poi si sposa e appunto diventa un'attrice molto famosa e apprezzata. Tra l'altro Carlo Goldoni, appunto il famoso commediografo veneziano, ne scrive addirittura una commedia per lei, la cosiddetta Buranella, e descrive appunto, ne parla molto bene della madre di Giacomo. Per cui dovete immaginare che vivere in questo contesto, essere comunque figlio di attori, sicuramente aveva la possibilità di crescere e di stare appunto a contatto con i nobili, perché i nobili erano quelli che finanziavano i teatri appunto di Venezia.
proprio come il teatro in cui appartenevano i genitori di Giacomo, e appunto si diceva, c'erano voci, si vociferava che il vero padre di Giacomo Casanova era appunto l'impresario del teatro in cui i due genitori lavoravano, e era appunto il nobile Michele Grimani, e ad un certo punto della sua vita Giacomo Casanova scrive un libello, molto probabilmente anche per farsi accettare in determinati ambienti, dove tra le righe spiega appunto che diciamo non ne nasconde di essere il figlio legittimo, diciamo, di Grimani, tant'è che poi quando rimane appunto orfano di padre, Michele Grimani lo accoglie sotto la sua ala, diciamo, sotto la sua protezione. Ma come mi piace sempre fare, diamo un volto a di chi stiamo parlando. Ecco qua, questo è Giacomo Casanova, tra l'altro in questo ritratto, pochi lo sanno, è stato fatto dal fratello Francesco, che era appunto un pittore, il fratello minore di Giacomo, e possiamo anche vedere alcuni tratti, quindi sicuramente insomma i tratti di questo ritratto comunque quantomeno sono veritieri, fatto dal fratello, e possiamo vedere appunto che ha i capelli raccolti nella moda dell'epoca, appunto come si usava all'epoca, e però non amava le parrucche perché lui aveva dei folti capelli mori, fluenti, e perché mai avrebbe dovuto, come era diciamo un po' la moda dell'epoca, mettersi la parrucca. Il viso lo imbellettava con questa cipria per farlo diventare un po' diafano, come si usava al tempo, ma se l'avremmo visto senza il belletto, diciamo, avremmo visto una carnagione un po' olivastra, perché lui appunto diceva che le sue origini, appunto del padre, erano origini nobili spagnole, e questo faceva anche alimentare, tra l'altro, questa aura di mistero ogni volta che si presentava, anche perché tra l'altro la sua altezza lo aiutava molto. Pensate, era alto quasi 1,90 m e per l'epoca era, diciamo, una statura non convenzionale, per cui lo dobbiamo immaginare con questa imponenza, la sua figura insomma imponente, magari in qualche ridotto o in qualche casino veneziano, pronto diciamo a sedurre qualche nobildonna interessata dell'epoca. Ma prima di questo, prima del Giacomo Casanova seduttore, libertino, dobbiamo ricordare che Giacomo comunque ha passato un periodo quantomeno squattrinato, di giovane, insomma era stato un giovane squattrinato, e infatti quando poi è morto il padre e successivamente diciamo è stato rientrato da Padova a Venezia, appunto, dove voleva mantenersi da solo. Per cui cosa si è inventato? Aveva 20 anni, era nel 1745, e come un po' i giovani volenterosi dell'epoca, ma anche quelli odierni, cosa si fa? Si cerca un lavoretto, e lui ha messo in pratica quello che sapeva un po' fare, ovvero suonare il violino. È diventato violinista per un teatro, si è fatto assumere, e quindi andava di qua e di là a Venezia per suonare anche agli eventi privati. Uno degli episodi che possiamo considerare e che lui descrive, quello più fortuito, quello che diciamo l'ha attratto un po', gli ha fatto cambiare totalmente stile di vita, anche perché se no rischiava di fare queste scorribande diciamo in giro per Venezia. A me piace chiamare il periodo arancia meccanica di Giacomo, nel senso faceva queste scorribande fino all'alba, appunto, e questo episodio che adesso vi vado a raccontare lo ha un po' salvato da questa vita e lo ha fatto introdurre in questi ambienti nobiliari
appunto, e quindi diciamo lo ha cambiato totalmente. Ha suonato per ben 4 giorni con appunto con gli altri violinisti appartenenti all'orchestra in cui suonava in questo matrimonio facoltoso della famiglia Soranzo con un discendente dei Cornaro, quindi era esattamente, diciamo, la crème della crème, il matrimonio dell'anno, quello che potrebbe essere considerato, diciamo, il matrimonio più esclusivo dell'epoca e quindi uscendo una mattina molto presto, quindi alle 4 di mattina dopo aver suonato tutto il giorno e tutta la notte, uscendo da questo palazzo che tuttora si può vedere in Campo San Polo a Venezia, ha incontrato una persona molto influente. Prima di lui ha visto appunto che gli è caduta dalla tasca una busta e quindi lui per gentilezza gliel'ha raccolta, gliel'ha restituita. Questo signore, appunto che era prima di lui, era Matteo Bragadin, uno dei senatori di Venezia, della Repubblica di Venezia, per cui una delle persone più influenti che per ringraziarlo appunto gli ha dato uno strappo nella sua gondola personale e lo ha accompagnato diciamo a casa. Il destino ha voluto che si sentisse male e ha avuto una specie di attacco cardiaco, colpo apoplettico, quello che si vuol dire, e il nostro Giacomo si è prodigato a trovargli un dottore a notte fonda, lo ha riaccompagnato a casa, lo ha assistito addirittura per ben tutti i 20 giorni successivi e lui si è sentito talmente, diciamo, coccolato, comunque assistito da questo ragazzo che ha pensato di ringraziarlo in pratica mantenendolo per ben 2 anni, dandogli uno stipendio fisso, diciamo la paghetta, ecco, e una gondola personale. Per cui da quel momento lì questo episodio appunto lo ha totalmente cambiato di vita e lo ha introdotto a tutti i salotti mondani veneziani e possiamo appunto immaginarlo in quello che solitamente viene ricordato. Quindi i frequentatori di questi cosiddetti ridotti, che erano appunto i casinò dell'epoca. Tra l'altro il vero primo ridotto è stato comunque è nato proprio a Venezia e quindi vi ho messo un'immagine del Casino Venier che è adesso proprietà privata, però diciamo se qualcuno magari vuole venire con me in qualche mio tour, riusciamo anche a vederlo, a fare richieste a vederlo, è bellissimo ed è appunto mantenuto quantomeno con gli arredi dell'epoca, alcuni e comunque mantenuto molto con il stile dell'epoca. Ecco, dobbiamo immaginare appunto la Venezia un po' diciamo libertina ma anche dedita al gioco d'azzardo e Giacomo ne era diciamo un frequentatore assiduo, ma non possiamo diciamo pensare a Venezia e a Giacomo Casanova senza pensare al carnevale, al bellissimo carnevale di Venezia, un po' diverso da quello attuale, però sempre affascinante. Qua in questo dipinto vi voglio mostrare appunto le maschere che si usavano all'epoca per nascondere la propria identità e andare a camminare nelle varie calli di Venezia o frequentare il teatro per esempio o appunto questi ridotti dietro una maschera per nascondere la propria identità, sia che voi foste un nobiluomo maschio, sia che voi foste una nobildonna. Tutto era permesso a quel tempo e anche sia che voi foste ricco o che voi foste povero, a voi era concesso appunto indossare una maschera quando era il tempo di carnevale e non è come il carnevale attuale in cui si festeggia diciamo solamente 2 settimane, ma durava ben oltre le 2 settimane. Pensate che diciamo tradizionalmente era dal giorno dopo di Natale fino all'ultimo proprio giorno di carnevale, quindi diciamo 3 mesi buoni se non anche di più, perché spesso e volentieri
si usava anche cominciare a portare le maschere anche già da fine ottobre. Quindi 3-4 mesi, diciamo, in cui era concesso un po' di tutto, e specialmente anche in questi salotti mondani dove si poteva far conoscenza con qualcuno, però diciamo che l'identità era sempre nascosta dietro la maschera. Una cosa interessante da sapere riguardo alle maschere veneziane è che, per esempio, se voi vedete la maschera bianca che indossa il nobiluomo in questo caso, poteva benissimo il signore appunto dietro la maschera poteva benissimo bere e mangiare senza togliersi la maschera, proprio perché era fatta appositamente per non doverla mai togliere. Mentre per le donne era un po' diverso, nel senso che era appunto questa maschera nera addirittura che si indossava con una parte diciamo all'interno della maschera stessa, non aveva nessun tipo di filo comunque per tenerla su, di nastro per tenerla su, ma semplicemente si indossava con la bocca, ovvero c'era una specie di diciamo appiglio a livello della bocca in cui la si indossava tenendola, mordendola, ecco. Questo, ma come mai? Semplicemente perché diciamo i mariti di queste nobildonne erano molto gelosi, soprattutto perché avevano la possibilità, queste donne, di parlare, di appartarsi, e loro non volevano che le proprie mogli, insomma, potessero parlare con chiunque, potevano solamente sedurre con lo sguardo, senza mai, diciamo, o anche rivelare il proprio nome o appunto parlare. Quindi è stato veramente un periodo molto molto affascinante. Tornando alla vita del nostro Giacomo, diciamo che fino all'età di 30 anni ha vissuto veramente appieno la propria vita a Venezia, come probabilmente voi sapete, ha avuto diversi amanti, ma quello che voglio ricordare è che è stato comunque un gentiluomo. Quando le ha descritte nella sua Histoire de ma vie, che è stato appunto le sue memorie che ha voluto scrivere quando ormai era nella seconda parte della sua vita, diciamo quando ha voluto con un po' di nostalgia ricordare i bei tempi andati, ha coperto l'identità di tutte le sue amanti con alcuni con dei soprannomi, altre invece semplicemente indicando le iniziali, e poi gli studiosi man mano si sono, diciamo, quantomeno insomma hanno modo di trovare i veri nomi di questi amanti. Diciamo soltanto che tra le tante cui ha avuto, ma ricordiamo comunque erano consenzienti, nel senso che si inserisce in questo contesto, lui è sempre visto come un libertino, però comunque era quantomeno, non faceva niente di scandaloso all'epoca, si faceva quello che possiamo dire è che si faceva, ma non si diceva, non si raccontava, quantomeno non ci si faceva scoprire. Lui invece amava molto esibire questa sua libertà, ecco, e finché diciamo ha toccato diversi interessi politici, o anche comunque è diventato un po' troppo, ha varcato diciamo il confine con il buon senso, quando appunto ha intrecciato questa relazione con una suora, una nobildonna appunto monaca nel convento appunto a Murano, nell'isola di Murano, e che lui descrive per coprire l'identità. Quindi immaginate insomma una donna di chiesa ha voluto assolutamente coprire la sua identità per gentilezza, la ricorda come con le due iniziali MM, e gli studiosi poi successivamente concordano sul fatto che l'identità sia stata Marina Morosin, una discendente della famiglia Morosin, una delle più influenti di Venezia. Ecco, questo diciamo episodio, la scoperta di questo episodio intrecciata con altri ha fatto sì che appunto non fosse stato ben visto immaginato insomma da Venezia,
dall'Inquisizione veneziana, per cui è scattato l'arresto. E poi appunto è stato messo in prigione ai piombi. Ricordiamo anche che dopo quasi un anno lui è riuscito a fuggire dalla prigione con escamotage, però non ha potuto, sì, ha riavuto la sua libertà, però poi non ha più potuto rimettere piedi a Venezia se non dopo 20 anni, appunto perché era stato bandito da Venezia. Poi comunque vissuto in tutta Europa, comunque bene o male ha viaggiato molto, ha vissuto in Francia, sempre oppure per esempio a Londra, e ha sempre avuto la protezione insomma dei amici o amici di amici, e comunque si è sempre posto diciamo in un modo che sapeva vendere la propria persona. Per cui ha veramente colto ogni occasione che la vita gli è data per vivere appieno, insomma, la sua giovinezza, quantomeno fino all'età di 30 anni, finché poi dopo appunto è stato arrestato e poi bandito a Venezia. Ricordiamo appunto che ha scritto diversi libri, ma quelli più famosi sono diventati sicuramente le sue memorie, dove vi invito anche a leggerli perché sono molto interessanti, soprattutto perché anche si ha un spaccato di vita veneziana molto molto interessante. E dove lui appunto racconta francamente tutto quello che gli è capitato da quando è nato appunto negli anni appunto più belli, dove ha avuto diverse amanti e anche appunto diciamo giocava d'azzardo e via dicendo, ma soprattutto ha anche intrecciato tante conoscenze e soprattutto anche con personaggi illustri dell'epoca. Ricordiamo solamente alcuni, possono essere per esempio Jean-Jacques Rousseau, Madame de Pompadour, Mozart. E a proposito di Mozart, lui è stato di ispirazione all'opera appunto Don Giovanni. Se voi pensate per esempio che in tutto il mondo quando si pensa a un Latin lover si dice anche tu sei un Casanova, ed è proprio, oppure un Don Giovanni, e quindi è nato proprio dalla sua figura, dal suo personaggio, dalla sua personalità. Poi ha conosciuto anche Benjamin Franklin, Caterina II di Russia e Federico II di Prussia. Quindi ha veramente diciamo conosciuto moltissime persone illustri dell'epoca e ha anche molto viaggiato, non solo appunto in Italia ma anche in tutta Europa. Ma ha avuto e aveva sempre Venezia nel cuore. È rientrato qualche volta dopo il suo arresto, però appunto come vi dicevo ci ha messo 20 anni per rientrare, e per rientrare anche in un modo abbastanza difficile, nel senso che ha dovuto trovare un compromesso, e si dice appunto, lui lo spiega, è diventato una specie di spia per il governo veneziano, per farlo appunto poi pian piano, passo dopo passo, rientrare a Venezia, anche se poi appunto non è rimasto molti anni, tant'è che poi è morto, e l'ultima parte insomma della sua vita l'ha vissuta all'estero, ed è morto poi al castello di Dux nella Repubblica Ceca all'età di 73 anni, quindi comunque insomma molto anche, è stato un personaggio appunto anche molto longevo. Bene, mi è fatto piacere insomma ricordare con voi la vita diciamo straordinaria di Giacomo Casanova. Si potrebbe star qui a parlare ore e ore della sua straordinaria vita, però diciamo che possiamo riassumere quello che appunto ha vissuto, sul fatto di un insegnamento, tra virgolette, che possiamo cogliere dalla sua straordinaria vita è di sfruttare al massimo qualsiasi occasione che la vita vi dà, e per fare appunto, per viverla a pieno e vivere a pieno ogni attimo, insomma, come si dice, insomma, cogliere un attimo e vivere come se non ci fosse un domani.
Bene, io vi saluto, vi invito comunque anche a seguirmi nei vari social che vi ho detto, Not Only Venice, Tourist Guide per la mia pagina Facebook o Not Only Venice per Instagram, perché spesso e volentieri pubblico foto di Venezia e tanto materiale anche nei miei tour tematici, uno fra questi appunto è quello sulla vita di Giacomo Casanova. Grazie ancora a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Un bacio!